Gli altri fanno naturalmente ogni tanto i programmi ai 100 giorni. Noi in un mese abbiamo fatto 5 sedute di Consiglio regionale, abbiamo approvato una legge importante come quella che ha spostato dei soldi a favore delle popolazioni colpite dal tornado. Già depositati 37 progetti di legge. Come ufficio di presidenza abbiamo fatto 9 riunioni, abbiamo fatto 47 delibere attuative. Quindi sono cose che in un mese rendono onore al Parlamento dei Veneti. Le commentavo con i colleghi di altre regioni che sono lontanissimi dai ritmi di lavoro che abbiamo imposto appunto in questo inizio legislatura. Secondo me questo è un ottimo segnale appunto che il Consiglio regionale e il Parlamento dei Veneti dà nei confronti del mondo socio-economico del Veneto. Siamo e vogliamo mantenere il ritmo della società civile, il ritmo adeguato appunto alla terra veneta. Stiamo attuando con gli amici del Friuli un'attività che vedrà coinvolti i consigli regionali del Veneto, del Friuli, della Carinzia e dell'Istria nei prossimi mesi. La strategia EUSALP, la macro regione alpina, vedrà il Consiglio regionale impegnato appunto a definire le linee e la programmazione di questo nuovo contenitore che vedrà tutte le regioni alpine collaborare insieme per utilizzare al meglio i fondi europei. Ci sono cose che appunto questo Parlamento regionale, questo Parlamento dei Veneti darà come risposta e come operatività ai Veneti che se l'aspettano. Io spero che appunto oltre al ritmo e quindi alla quantità ci si attenga anche a quella che è la qualità dei provvedimenti che sicuramente il Veneto attende, che il Veneto soprattutto economico, sociale, imprenditoriale guarda con attenzione in un momento in cui la politica soprattutto a livello nazionale non sta dando risposte. Penso sia proprio questo il ruolo che il Veneto, in particolare il Consiglio, dovrà dimostrare nelle scelte più adeguate soprattutto a livello legislativo e pianificatorio, e quindi io spero sia questo un percorso che veda da una parte la maggioranza e dall'altra parte una minoranza che possano dialogare, confrontarsi, che ci sia rispetto reciproco dei ruoli e che ci sia poi quella concretezza che sicuramente i veneti attendono. I contenuti delle proposte di legge che già sono in discussione sono pesanti, è importante che ci sia una leale volontà di confronto e di approfondimento, perché una buona legge esce da un buon confronto tra maggioranza e opposizione. Noi siamo qui per fare la nostra parte, non facciamo sconti rispetto a questa necessità di confronto, riteniamo che il ruolo del Consiglio regionale sia anche quello di recepire attraverso le autonomie locali, gli enti locali, eventuali miglioramenti rispetto alle proposte di legge che portiamo avanti. In questo senso ritengo fondamentale e necessario l'istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali, sul quale ho già presentato la proposta di legge che è andata in prima commissione, e mi auguro che a settembre partiamo con l'approvazione anche di questo importante strumento. Abbiamo detto le cose come sono, ovvero che la produttività del Consiglio è molto alta, abbiamo già messo in cantiere parecchio lavoro e per quanto mi riguarda ho puntualizzato alcune cose che secondo me sono fondamentali, ovvero tutela del ruolo del Consiglio regionale e portare avanti il nostro lavoro senza dover vergognarci di nulla se non ci sono elementi per doverlo fare, e quindi dire anche chiaro alla Corte dei Conti che se non ci sono elementi contro la legge noi abbiamo bisogno di strumenti anche di consulenze per poter lavorare al meglio, per poter spendere bene i soldi pubblici. Non possiamo certo privarci di strumenti che sono necessari per svolgere questo lavoro.